Eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Salutiamo subito il nostro ospite di oggi che è il professor Giorgio Soardo, l'avevamo già annunciato nella puntata precedente. Il professor Giorgio Soardo è responsabile di epatologia alla clinica medica dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Tra l'altro, dobbiamo dirlo, molto amato dai suoi studenti, il professor Giorgio Soardo, molto ricercato. Proprio per questo modo che ha, no, di comunicare. E oggi è qui il professor Soardo per parlarci in modo particolare di calcolosi della colecisti. Però io vorrei strappargli qualche suggerimento, visto siamo nel bel mezzo delle feste, quindi delle feste natalizie, quindi anche qualche suggerimento per quanto riguarda, no, il nostro modo di comportarci. Certo. Intanto, grazie per essere qua. Grazie a lei per l'invito, Isabella, sempre ben accetto. Ma niente, parliamo un momentino di una patologia che molte volte, diciamo così, la lasciamo come Cenerentola, no, di poco conto, ma la calcolosi della colecisti rappresenta ancora oggi una patologia che necessita una percentuale non così bassa di ricovero ospedaliero, soprattutto in ambito chirurgico. Sente, per quanto riguarda anche la sua diffusione come patologia, perché si sente spesso, no, La parlare di patologia persone è che hanno... presente in un 10-25% della popolazione, è più frequente nel sesso femminile. Abbiamo popolazioni, per esempio, è molto variabile tra le varie popolazioni del mondo. Abbiamo popolazioni, per esempio, come gli indiani Pima del Cile, dove la calcolosi può arrivare quasi all'80% della popolazione. Addirittura? Addirittura, sì, ci sono dei Ma cluster questo di perché? popolazioni. Poi magari mi spiegherà nel corso della E trasmissione. questo è legato a, diciamo così, tutta una serie di fattori di carattere fisiopatologico che comportano la formazione dei calcoli. Sì. Perché si formano i calcoli? I calcoli si formano per una predisposizione individuale. La calcolosi ha molte volte anche una predisposizione di carattere genetico familiare. E quando per queste predisposizioni la bile tende a sovrasaturare, cioè i cristalli di bilirubina a concentrarsi, non diluirsi, no, nell'arco della giornata, e si formano dei microcristalli che un po' alla volta tendono a formare queste concreazioni, questi piccoli calcoletti, che inizialmente possono essere anche molto piccoli, poi alla fine questi calcoli, persistendo nella colecisti, si possono depositare degli ioni di calcio e quindi diventano calcifici, e in quel momento il calcolo ha una sua irreversibilità, non può tornare più indietro. I calcoli invece di colesterina, che sono quelli iniziali, quelli molto piccoli, in certe situazioni possono anche, magari con l'ausilio di prodotti anche naturali a base di acido ursozzicolico, possono anche regredire. Sì. Chi ha i calcoli? Ecco, non espulsi, quindi regredire. Regredire, possono anche regredire. Non è un'evenienza frequente, Sì. però se sono piccoli e non sono calcarei, i calcoli possono anche in qualche occasione regredire. Il concetto poi che se il paziente non assume la terapia per sempre, il calcolo si riforma proprio per questa predisposizione. Chi è più frequente ad avere la calcolosi della colecisti? Abbiamo detto il sesso femminile. Il sesso femminile e soprattutto le donne dopo la gravidanza, perché durante la gravidanza la donna subisce, diciamo così, un'alterazione del setting ormonale e che favorisce questa sovrasaturazione della bile che fa formare certamente i calcoli. Dobbiamo dire una cosa molto importante, la calcolosi della colecisti è asintomatica per quasi il 95% dei pazienti. Solamente una piccola percentuale dei pazienti ha una sintomatologia clinica. Una sintomatologia clinica che può essere molto lieve, la bocca amara, la digestione difficile, che diciamo così una sintomatologia innocua, noi la riferiamo come innocua, per arrivare ad una sintomatologia più importante, che invece è quella rappresentata dalla colica biliare. Purtroppo la calcolosi della colecisti si può complicare con la vera e propria colica, e questa per noi non è la complicanza maggiore. La complicanza maggiore della calcolosi è quando il calcolo passa nella via biliare e non fa defluire il flusso
del succo pancreatico e quindi si forma una pancreatite legata al calcolo, che è la preoccupazione più importante che noi diciamo patologi e chirurghi abbiamo nei confronti di un paziente con la calcolosi della colecisti, soprattutto se i calcoli sono molto piccoli. Come si può prevenire una calcolosi della colecisti? Non è così facile prevenirla, Sì, perché però se uno non si rende conto di soffrire di questa patologia, come fa? Se uno non sa di essere predisposto, come può fare? Deve allora, farsi delle la analisi calcolosi a della priori? colecisti è quasi sempre una diagnosi ecografica. L'ecografia fa, diciamo così, la sua parte ed è l'esame principale per fare la prima diagnosi di calcolosi della Però la vai a colecisti. fare Se nel ci- momento in cui ti si Esatto, presenta ma il molte volte il disturbo. paziente fa un'ecografia per un altro motivo e gli scopriamo i calcoli. Si può prevenire la calcolosi? Diciamo, tra virgolette, sì e no. Se c'è una predisposizione, questo è molto importante, il paziente o prima o dopo farà i calcoli. Però non rimanere a digiuno tante ore, fare una discreta colazione con una piccola quantità diciamo di lipidi, di grassi anche nella colazione, basterebbe un cucchiaio di olio il mattino come diciamo tra virgolette quantità di grasso, permette di svuotare la colecisti e fare in modo che la bile non diventi sovrasatura. Quindi fare una colazione, per esempio il mattino, potrebbe in qualche maniera prevenire la formazione della calcolosi della colecisti. Calcolosi della colecisti che si forma più frequentemente nei pazienti che stanno a digiuno per tante ore, che fanno queste diete del digiuno per tante ore, pazienti che rimangono a digiuno per altre patologie, per esempio che devono fare una terapia enterale per altre malattie, fanno calcolosi della colecisti. Cosa fare per prevenire i sintomi della calcolosi della colecisti e soprattutto la colica? La colica avviene normalmente quando il paziente, per un motivo o per un altro, di solito fa un pasto ricco di grassi, un pasto abbondante. Il pasto abbondante cosa fa? Il pasto abbondante costringe la colecisti e quando la colecisti è spremuta perché hai mangiato troppo, certamente si stringe anche attorno al calcolo e stringendosi attorno al calcolo può dare la classica colica, dolore che avviene nella parte alta dell'addome, sulla parte destra, il paziente che ha questo dolore che inizialmente inizia, poi va su e va, cresce, poi decresce, cresce fino a fermarsi, diciamo, per diventare un dolore quasi sempre abbastanza costante. E questa è la vera colica. Quindi il primo movens di chi è a conoscenza dei calcoli della colecisti è quello di cercare di non fare mai pasti abbondanti, di non utilizzare pasti ricchi di fritti, ricchi di grassi, di panne, che sono normalmente pasti che possono far scatenare la colica biliare. Quindi poche attenzioni, ma quelle attenzioni servono molto. Adesso siamo nel periodo del Natale, si mangerà qualcosa di più. Quindi questi pazienti che sanno di avere i calcoli, cercare di avere quelle minime, quelle poche attenzioni che permettono di non far scatenare una colica biliare, quindi un po' meno fritto, un po' meno grasso, ma soprattutto non fare pasti abbondanti. I pasti abbondanti sono diciamo quelli che fanno scatenare di più queste crisi di colica. E che Ma una volta che io ho le coliche, sotto le feste è inevitabile, insomma, il Esatto. pasto più abbondante. Esatto, però tutti magari non si rendono conto di questo e così via. Poi il paziente molte volte ha l'esperienza su questo e quindi da solo si autolimita nell'effettuare un pasto meno ricco di grassi, meno ricco di fritti, che sono i presidi più semplici che noi dobbiamo fare. Ma una volta che abbiamo i calcoli, cosa dobbiamo fare? Allora qui diciamo ci sono due teorie molto importanti. Ce li dobbiamo tenere quando li abbiamo? La teoria americana dell'American Gastroenterology Association dice: ti ho visto i calcoli, tu adesso vieni con me, ti accompagno dal chirurgo e ti tolgo i calcoli domani mattina. Perché? Perché diciamo così, i gastroenterologi americani sono ossessionati dal fatto che il paziente possa avere una pancreatite da calcolosi della colecisti. La teoria, diciamo così, tra virgolette, europea è un po' più bonaria e dice hai calcoli ma non hai tanti fastidi, prima o dopo li dovrai togliere. Se ti viene la prima colica, togliamo i calcoli, non è un'urgenza. Esistono però delle urgenze. L'urgenza esiste quando il paziente ha delle coliche subentranti, in quel caso deve toglierli,
E esiste un'urgenza quando il paziente ha un calcolo molto grande della colecisti, soprattutto se ha superato i 60 anni di età. Perché? Perché questo calcolo della colecisti può rovinare la parete interna della colecisti e nel tempo può trasformarsi in una neoplasia. Quindi molte volte l'intervento è proprio legato a prevenire una complicanza maggiore della calcolosi della colecisti. L'intervento oggi è un intervento, allora diciamo che cure specifiche non esistono, al di fuori di quelle sabbiette biliari che sono ancora non con il deposito calcareo, abbiamo l'acido urso desossicolico che può in qualche caso essere utile. La terapia è prettamente chirurgica. Oggi la terapia chirurgica della calcolosi della colecisti è, diciamo, tra le chirurgie più frequenti, credo che sia l'intervento chirurgico più frequente che viene eseguito in ospedale, ed è un intervento molto semplice, laparoscopico, quindi senza, diciamo così, feriti. Ormai è quella la Esatto, strada. con 3 buchi, ci sono anche dei centri che fanno con un unico buco l'intervento chirurgico. È chiaro, questo è sempre un intervento chirurgico e si fa se la situazione, come ho spiegato poc'anzi, è quella di una colica subentrante, di un calcolo molto grande, o se c'è pericolo di calcoli, soprattutto i calcoli piccoli, di passare nel coledoco e creare la biliopancreatite. Esistono poi situazioni in cui i calcoli passano nella via biliare, allora in quel caso si possono anche togliere con delle manovre endoscopiche, l'RCP, che si può estrarre il calcolo e risolvere il problema. Questa è la calcolosi della colecisti. Professor Soardo, grazie per essere stato con noi. Grazie a lei. Ringraziamo anche i nostri amici telespettatori. Chiaramente ci troviamo, abbiamo detto, sotto Natale, festività di Natale, non possiamo fare altro che fare gli auguri. Ecco la rubrica Family, Salute e Benessere con il professor Soardo. Fa tanti auguri a tutti di buone feste. Grazie per essere stato con noi. E anch'io condivido gli auguri di questo Santo Natale e di un felice anno nuovo. Bene, ci vediamo la prossima settimana, sempre con la nostra rubrica, sempre puntuali il martedì e il giovedì in prima battuta alle 13:15. Arrivederci.